Cosa potrebbe cambiare se il Veneto diventasse indipendente? Insisto su questo. Beh, guardi, cosa potrebbe essere per i cittadini? Beh, sicuramente una divisione di quello che viene attualmente trattenuto da Roma ci sarebbe, di conseguenza si avrebbe un reinvestimento dei 50 miliardi di euro enorme all'interno dello Stato Veneto. E inoltre, se noi pensiamo a questi 20 miliardi di euro che potrebbero essere ridivisi all'interno del Veneto ai cittadini, sono oltre 4.000 euro a testa all'anno, perciò se partiamo dal bambino più piccolo fino al genitore, una famiglia di 4 persone sono 16.000 euro all'anno, sono 160.000 euro in 10 anni, parliamo di un appartamento in questo caso. Dopodiché c'è tutta l'organizzazione statale che non deve essere lo specchio, o meglio, non deve essere una mini Italia ripetuta all'interno dello Stato Veneto, ma noi dobbiamo guardare a chi sta meglio, dobbiamo guardare a quegli stati che si sanno gestire, si sanno governare. Guardiamo la Svizzera, guardiamo a Singapore, dove, parlando prima delle multe, non esistono vigili urbani in giro sulla strada, non esiste polizia sulla strada, ci sono le telecamere, tu non puoi sgarrare. La legge è una e va rispettata.